regionali di Forza Italia convocano gli stati generali del partito in Veneto e cercano il rilancio. È iniziato il nostro rinascimento, dice Renato Brunetta, sul referendum per l'autonomia, merito nostro. Tragedia nel Vicentino, ciclista 53enne travolto da un'auto pirata che lo fa sbalzare in un canale uccidendolo, caccia responsabile. In A22 nel Veronese un 28enne bloccato mentre viaggiava a contromano. Ennesima aggressione in via Piave a Mestre, uno straniero accoltellato e lasciato a terra, intanto i residenti sono sempre più esasperati. Lo stabilimento balneare non rinnova il contratto con Gianni Scarpa, il gestore di Playa Punta Cana, finita dalla bufera quest'estate, ma è stata una scelta di comune accordo, dice l'uomo. Pedemontana Veneta, gli ex proprietari dei fondi dove sono stati aperti i cantieri del Trevigiano presentano un ricorso al TAR contro gli espropri autorizzati dal loro commissario straordinario Silvano Vernizzi. Tracciata la roadmap della fusione tra Confindustria Padova e Unindustria Treviso, la data ufficiale è quella del 15 giugno 2018, l'annuncio oggi dal presidente degli industriali della Marca. La polizia ferma a Padova un carro funebre perché senza assicurazione era diretto in Calabria e trasportava la salma del 38enne ucciso durante la sparatoria a Bagnoli 2 settimane fa. Ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, lo avete dunque sentito dai titoli, la politica in primo piano, i vertici regionali di Forza Italia si ritrovano a Padova per lanciare gli stati generali del partito. Caccia rilancio in Veneto e non solo, e sul referendum per l'autonomia gli azzurri sono perentori, è merito nostro. Renato Brunetta, Adriano Paroli, Lorena Milanato da Venezia, Michele Zuin giocano in casa a Padova, Eleonora Mosco e Nicola Lodi, seduti l'uno accanto all'altra. L'occasione, la narrazione della 2 giorni convocata a Mestre per il 13-14 ottobre. Stati generali del Veneto di Forza Italia, al centro il referendum del 22 ottobre. Che è il referendum di Forza Italia, noi vogliamo più autonomia, più risorse da dare ai governi locali che le sanno utilizzare meglio dello Stato. Noi diciamo addirittura che non si devono fermare questi referendum al Lombardo-Veneto, ma si devono estendere a tutta Italia e tra l'altro a geometria variabile, consentendo alle singole regioni di fare altrettanti referendum sulla base delle loro esigenze. Alle 10 di sabato 14 previsto anche l'intervento di Silvio Berlusconi, un modello di consultazione popolare da esportare in tutte le regioni il referendum, da calibrare a seconda delle esigenze. Dove l'autonomia locale funziona, più margine alla regione, dove invece arranca spazio allo Stato. L'occasione per ribadire a chiare lettere all'alleato Lega Nord quale sia il ruolo della compagine azzurra. La nuova Forza Italia si candida ad essere il centro della vita politica in questa regione, ma soprattutto la forza governante e determinante nel centrodestra. Nel frattempo, a 2 settimane dal referendum continua il dibattito sulla consultazione, a confronto oggi a Padova sindaci e ospiti catalani. Niente federalismo, niente 20% dell'IRPEF, c'era una volta il movimento dei sindaci, ora c'è, gioco forza, quello per l'autonomia. La domanda arriva da più regioni italiane, in Veneto si voterà il 22 ottobre per chiedere il parere dei cittadini su una maggiore autonomia di gestione della cosa pubblica alla regione, oppure se lasciare le cose come stanno. La regione come popolo, il Veneto, che cosa vuol fare? Siamo la prima volta nella storia, si chiede al Veneto che cosa vuol fare di se stesso. Dirà questo voto se il Veneto vuole o no più autonomia, vuole o no più essere padrone del proprio destino. Qui non si tratta di dire che si fa una cosa da soli, qui si tratta di trovare le condizioni per essere più italiani e più europei. E io sono convinto che se siamo più veneti saremo anche più italiani e saremo più europei. Il federalismo non è morto del tutto, è stato detto al convegno intitolato Veneto Europa dal movimento dei sindaci all'autonomia. Si sta discutendo lungo tutto lo stivale di nuovo del tema dell'autonomia, del federalismo fiscale che era stato seppellito dal centralismo imperante specie dopo la crisi della finanza pubblica. Il referendum consultivo è un'arma potente per far sapere al Parlamento di Roma che potrebbe finire una volta per tutte la delega in bianco da parte degli elettori veneti. Con l'autonomia ci può essere il rischio dell'isolamento? Ha senso uno Stato autonomo di 5 milioni di abitanti, tanti sono quelli del Veneto nell'Unione Europea?
In Catalogna gli abitanti sono circa 7 milioni e mezzo. La causa dell'indipendenza sta interrogando proprio la Comunità Europea. La cuestión catalana ahora mismo lo que de alguna forma interpela a Europa. La questione catalana interpella l'Europa su quale deve essere il modello futuro di Stato in quei paesi che hanno mantenuto il loro carattere centralista. La discussione è aperta se la Catalogna deve o può essere un paese indipendente come pensano gli indipendentisti e se c'è ancora in Europa spazio per un modello federale adatto a paesi molto grandi come la Spagna stessa, la Francia e l'Italia. Siamo alla cronaca, sangue sulle strade, ciclista travolto ed ucciso da un'auto pirata trovato in un canale di scolo lungo la provinciale 500 a Lonigo. Sarego, giallo sulla morte di un ciclista trovato senza vita all'1 della scorsa notte in un fossato a lato della strada lungo via Manzoni, la provinciale 500. La vittima Francesco Fortunato, 53enne di Lorigo. I vigili del fuoco, chiamati dagli amici dell'uomo che hanno rinvenuto il cadavere dopo ore di ricerche, l'hanno recuperato riverso in un canale di scolo con appena pochi centimetri d'acqua. Pochi ma fatali. Deve avere sbattuto violentemente il capo, aver perso i sensi per annegare in una minima quantità d'acqua. Qualche metro più in là la bicicletta, sull'asfalto frammenti di auto, il che porta gli inquirenti a pensare che il 53enne sia stato travolto da un pirata della strada che ha abbandonato il ciclista a una tragica fine. Inutili i soccorsi dei sanitari del SUEM che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Francesco Fortunato. Ora i carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica e risalire a chi potrebbe aver causato la morte del 53enne. Folle corsa contromano in A22 per un giovane tedesco bloccato dalla polizia dopo un inseguimento. I centralini della polizia stradale bollenti, chiamate continue di automobilisti terrorizzati. C'è una Golf che viaggia come un missile contromano, bloccatelo o ammazza qualcuno. Voci che si sono moltiplicate 2 sere fa sull'autostrada del Brennero A22. Un'auto non solo in senso vietato di marcia, ma a una velocità che ha toccato i 160 km all'ora per un tratto di almeno 40 km. È un miracolo che non si sia scontrato con altre vetture. Gli automobilisti in transito sono riusciti a evitarlo. Alla guida un ragazzo tedesco di 28 anni, già in cure in passato per problemi psichiatrici. Era sparito da 3 giorni da Monaco di Baviera dopo una delusione d'amore. Gli agenti veronesi si sono messi in contatto con i colleghi del centro operativo autostradale di Trento e hanno predisposto un piano per fermare quella Golf impazzita. I trentini hanno bloccato il traffico verso sud, gli agenti della Polstrada Scaligera hanno inseguito l'auto fino a quando sono riusciti ad affiancarla. Dal finestrino hanno convinto il guidatore a seguirli e lo hanno accompagnato fino alla prima area di servizio dove l'hanno poi bloccato. Quando è sceso non riusciva quasi a parlare e quello che diceva era totalmente sconnesso. Dai documenti è stata ricostruita la sua storia. Da 3 giorni i genitori avevano lanciato l'allarme sulla sua scomparsa. Avvertiti, i familiari sono arrivati a Verona e lo hanno riportato a casa dopo un passaggio all'ospedale e dopo che gli era stata ritirata la patente. Un epilogo miracoloso per il viaggio di quel proiettile impazzito nel buio. Ed è polemica Noventa Padovana per la corsa notturna a bordo di un'auto di grossa cilindrata di un consigliere comunale di maggioranza. A Noventa non si parla d'altro perché a finire nell'occhio del ciclone in tema di sicurezza stradale un consigliere comunale di maggioranza, Pietro Galiazzo, eletto nel gruppo Bisato sindaco con Noventa, autore assieme ad un amico di una corsa notturna sia in paese che lungo la tangenziale padovana, che il consigliere si è anche premurato di riprendere in un video che ha suscitato un polverone. A bordo di una potente Mercedes, Galiazzo, attualmente membro della Commissione Sicurezza, nonché ex assessore nella precedente legislatura, percorre con l'amico via Cappello a Noventa il ponte Darwin lungo la tangenziale. Il rombo del motore è sintomatico di una forte accelerazione che l'ex assessore assicura però essere stata sempre entro i limiti di velocità in una strada a quell'ora deserta e in un lungo rettilineo, ma la polemica rimane tra chi ricorda gli incidenti stradali che si verificano anche nel Padovano a causa della velocità elevata e chi ricorda come proprio da una figura pubblica che riveste un ruolo istituzionale sia arrivato un esempio tutt'altro che costruttivo.
Ci spostiamo nel veneziano, lo stabilimento balneare non rinnova il contratto a Gianni Scarpa, il gestore di Playa Punta Canna ha finito nella bufera quest'estate per la cosiddetta spiaggia fascista, ma è stata una scelta di comune accordo, dice l'uomo, le polemiche non c'entrano. La società Summertime, concessionaria del tratto di spiaggia di Playa Punta Canna, non ha rinnovato il contratto stagionale con Gianni Scarpa, protagonista della polemica estiva sui cartelli inneggianti al Duce nello stabilimento balneare. L'indagine su di lui per apologia di fascismo si è chiusa con l'archiviazione, ma la prossima estate non sarà lui a gestire la spiaggia alla quale ha dedicato quasi metà della sua vita. Una decisione presa di comune accordo già ai primi di settembre, racconta Scarpa, sulla quale invito a non fare illazioni. Io dopo 22 anni che sono lì. Anno nuovo a marzo ho 65 anni. Se io non mi metto in disparte, questi giovani che sono dentro, quando crescono con una figura pesante come la mia? Mai. E allora ho deciso di comune accordo, ci vogliamo bene, abbiamo una stima reciproca enorme. Che mi tiro e riparto, mi faccio un po' di vacanze, capito? E gli do lo stesso qualche consiglio, invece di stare lì parecchie ore, stavo lì un'oretta ogni tanto quando capisco che hanno bisogno del mio consiglio. Quei ragazzi sono cresciuti con me, mi vogliono bene, io ne voglio a loro, racconta Scarpa, per il resto non ho problemi. Dalla metà di agosto ho già ricevuto 2 proposte per gestire stabilimenti a Sottomarina, una a Rimini e una a Riccione. Non so se accetterò, ma di sicuro mi ha fatto piacere. Devo dire che questa gente ha capito che ho lavorato bene, ma come si fa a dire che ho lavorato male? Ho dato la vita per Punta Canna, è una spiaggia integerrima con un ordine assoluto, quello che ci vorrebbe in ogni settore in Italia, e allora saremmo tedeschi, non saremmo più italiani. Ed ancora a cronaca, colpo al bancomat delle poste di Bagnoli di Sopra nel Padovano. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare un principio di incendio. Con l'esplosivo hanno fatto saltare il bancomat provocando un principio di incendio che ha fortemente danneggiato alcuni uffici. Alle 4 di notte i vigili del fuoco sono intervenuti d'urgenza in via Matteotti all'ufficio postale di Bagnoli di Sopra. Le squadre di Rovigo ed Este, intervenute con 3 mezzi e 12 operatori, hanno spento le fiamme divampate all'interno dell'ufficio postale, fiamme causate dallo scoppio dell'esplosivo utilizzato per far saltare lo sportello del banco posta, andato divelto ma con le banconote segnate dall'inchiostro indelebile. Danni alla controsoffittatura dei locali e divisori dell'ufficio, non agibile fino al ripristino della struttura. Sul posto i carabinieri di Conselva e la direttrice dell'ufficio. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate attorno alle 7. Un'altra aggressione in via Piave a Mestre, un uomo accoltellato e lasciato a terra, intanto i residenti sono sempre più esasperati. Ho visto l'ambulanza, pensavo un malore perché io prendevo l'autobus lì alle 7 meno un quarto, meno 10. In realtà era molto più di un malore. In via Piave, all'altezza dell'intersezione con via Montenero, un 40enne senegalese è collassato a terra chiedendo aiuto. Erano circa le 7. Era stato colpito all'addome con un coltello, forse un coccio di bottiglia. L'uomo, regolare sul territorio nazionale ma gravato da precedenti di polizia, è rimasto cosciente fino all'arrivo dell'ambulanza, quando il personale medico l'ha stabilizzato e trasportato d'urgenza all'ospedale All'Angelo di Mestre, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che stanno cercando di individuare l'aggressore, la stazione mobile della questura e gli uomini della scientifica per i rilievi del caso. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona e tra i residenti e i commercianti si torna ad avere paura tra rabbia e rassegnazione. È sempre quello, non cambia niente. Anche qualche bab che hanno dato fuoco al locale, cioè è così, io esco adesso e guarda in giro chi c'è, guarda, riprendi. Pure sono le 2 del pomeriggio. Sono le ore più pericolose perché non c'è nessuno in giro. Non è una novità ormai, purtroppo siamo circondati. Paura un po' per queste persone, sì. Anche la comunità bengalese, spesso vittima di episodi di violenza, manifesta i suoi timori. Sì, tanta criminalità, quella rubato anche rompere che porta anche 3 armadio, anche casa, tutti rubato, anche rovinato di mio dolce, anche pastasseria, tutti rubato. Tutti quanti, non solo io, anche io ho paura, per me da una piccola cosa facciamo io.
I controlli però ci sono, i militari dell'esercito sono presenti effettuando sopralluoghi nelle varie vie. Ed ora ci spostiamo nel Trevigiano Sicurezza Conegliane. Il comune pensa a gruppi di volontari per scortare le donne in centro nelle ore più a rischio. Beh, io se sono da sola non esco perché proprio ho paura di muovermi per Conegliano. Bodyguards per garantire la sicurezza delle donne negli orari più a rischio. Le guardie del corpo arriveranno a breve e saranno dedicate inizialmente alle frequentatrici del Teatro Accademia nei fine settimana. Donne che spesso sono costrette a spostarsi a piedi dal parcheggio di via Pittoni o via del Ruglio e che negli ultimi tempi spesso hanno manifestato la loro preoccupazione per il timore di dover affrontare il tragitto da sole durante i weekend della Movida, con tanta confusione in centro e nelle vie laterali, terreno ideale per la microcriminalità. Appelli che su Facebook hanno raggiunto l'assessore Claudio Toppan, ideatore della sperimentazione. Visto e considerato che i primi eventi inizieranno in prossimità del Natale, noi stiamo facendo una programmazione, quindi dico che è in via sperimentale, quindi gli spettacoli più importanti che si svolgeranno soprattutto nella fascia tarda di serata nella nostra città e all'Accademia fruiranno di questo servizio. L'interrogativo sorge spontaneo: se c'è bisogno di guardie del corpo, la situazione sicurezza a Conegliano non deve essere delle più rosee. Negli anfratti della nostra città verso sera magari non c'è pericolosità, però ti può dare un po' di fastidio magari se è lontano dal centro dover raggiungere la tua auto. Ecco allora steward a costo zero che potrebbero servire da deterrente. Una cinquantina contatti fra le varie associazioni come i Cavalieri dell'Etere che collaborano con la Protezione Civile. Noi abbiamo aderito perché ci sembra giusto collaborare con le forze dell'ordine di Conegliano e per dare modo anche alle persone anziane e non anziane di avere qualcuno non che li accompagni passo per passo, però trovare qualcuno in centro città che gli dia un po' di sicurezza quando si muove. E se si rivelerà utile e apprezzato, il servizio potrà essere esteso anche ad altre strutture della città, con il plauso delle donne. Sì, è un motivo in più per uscire anche da sola, senza cercare compagnie amiche o compagnia maschile. E torniamo ora a parlare della Pedemontana, perché da qualche giorno tutti gli ex proprietari dei fondi dove sono stati aperti i cantieri del Trevigiano e diversi del Vicentino hanno presentato un ricorso al TAR contro gli espropri autorizzati dal commissario straordinario Silvano Vernizzi. Pedemontana riparte la battaglia sui terreni. Il confronto talvolta aspro tra proprietari e Regione Veneto torna prepotentemente vivo con il ricorso al TAR depositato da decine di espropriati pochi giorni fa. Il 29 settembre scorso è stato depositato presso il TAR Veneto un ricorso perché gli espropriati che si sono visti espropriare appunto la terra, data parte coattivamente con la forza, si sono accorti che i decreti sono nulli perché messi oltre un certo termine. Chiamato in causa il commissario straordinario Vernizzi che avrebbe autorizzato interventi nonostante fosse decaduto. Quando il commissario è stato nominato, ancora il 15 agosto 2009, le hanno anche ricordato con l'articolo 2. Tutto quello che tu fai e gli espropri, ai termini di legge, è dimezzato. Con l'approvazione del progetto definitivo, il 20 novembre 2010, hanno detto questo progetto ha pubblica utilità. Bene, la pubblica utilità ha 5 anni, tempo dimezzato 2 anni e mezzo. Cioè lui doveva emettere tutti i decreti entro il 20 marzo del 2013. Quanti decreti sono stati emessi fuori quel termine là? Pensavamo fossero solo i decreti del Trevigiano, perché il primo decreto emesso nel Trevigiano è del 7 aprile 2014. In realtà anche nel Vicentino sono stati emessi diversi decreti e per quasi tutto il tracciato fuori quel termine là. Arriviamo a decreti fino al 20 fin di febbraio del 2015 ad esempio. Una situazione che se fosse avallata dal TAR metterebbe in discussione tutto il progetto con inevitabili ripercussioni finanziarie. Questo vuol dire per chi ha intenzione di finanziare la Pedemontana che deve tener conto che oltre ai 2 cantieri sotto sequestro per circa un tracciato un 12° del tracciato Pedemontana, devono tener conto che ci sono degli espropriati che iniziano a chiedere la restituzione dei terreni con relative richieste di danni. Quantificati non solo dallo sbancamento del terreno fertile ma anche dalle ghiaie asportata che secondo una sentenza della Cassazione nonostante l'esproprio rimane di competenza degli ex proprietari. L'obiettivo del nostro intervento è di avere chiarezza dalla politica veneta su un'opera che si sta trascinando in maniera stanca e sta devastando il territorio. Noi
sappiamo che sono stati versati molti fondi pubblici, il privato che doveva mettere i suoi soldi ancora non li ha messi, e su questo ci sarà una scadenza molto importante a fine anno e c'è anche la Corte dei Conti che si deve esprimere. Tracciata la roadmap della fusione tra Confindustria Padova e Unindustria Treviso, la data ufficiale è quella del 15 giugno. 15 giugno 2018 è la data delle nozze tra Unindustria Treviso e Confindustria Padova. A confermarlo la Presidente degli industriali trevigiani. Noi oggi stiamo lavorando insieme per andare a una organizzazione più allargata tra Padova e Treviso. Non lo facciamo semplicemente per i numeri, sarebbe estremamente banale, è perché riconosciamo in questi due territori una capacità di poter lavorare insieme, una complementarietà perché siamo complementari e soprattutto il fatto che a tutti e due, a questi due territori, piace molto guardare avanti, perciò noi siamo gente che vuole guardare avanti. Numeri che porteranno l'associazione al secondo posto in Confindustria, dopo Milano. Noi dobbiamo tirare fuori la voglia di fare impresa, di avere coraggio, puntare sui giovani, creare economia, un'economia che però voglia bene e sia inclusiva, voglia bene per tutti. Ecco, questo è il concetto, e quindi mettere assieme l'imprenditore, mettere assieme le istituzioni, mettere assieme tutto il nostro ambiente socio-economico. Noi dobbiamo fare questo. Un'unione confermata già ieri, quando negli stabilimenti storici della Pagnossin si è discusso sul futuro dei capannoni che la crisi ha svuotato, e la linea è stata a recuperare dove è possibile anziché abbattere, un concetto legato alla legge regionale sul consumo zero del suolo, pensata per bloccare le nuove colate di cemento. Siamo gli unici in Italia a avere questa legge, e vuol dire che piuttosto che andare a occupare ancora 1 metro quadrato di terreno libero agricolo è bene distruggere il vecchio che abbiamo e ricostruire sul vecchio, quindi la riqualificazione, come in questo caso di questa vecchia archeologia industriale, piuttosto che di altre realtà. Vorrebbe dire anche dare valore ai beni vecchi, vetusti, che magari non hanno mercato, ma nel momento in cui non ci sono più aree libere qualcuno si deve andare a demolire e comprare la cubatura. Un'altra delle possibilità che verrà ulteriormente garantita da un Veneto più autonomo. Questo va nella direzione dell'autonomia, e noi 22 comunque come veneti, lasciamo perdere i partiti fanno le loro campagne, ma noi come veneti siamo chiamati a esprimerci. Più forza abbiamo, più le urne sono piene, più forza abbiamo con Roma. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci in studio con l'edizione regionale dei notiziari di Antenna 3. Viaggiava verso la Calabria senza assicurazione il carro funebre che trasportava verso la sepoltura il 38enne ucciso durante la sparatoria in fabbrica a Bagnoli 2 settimane fa. A fermare il triste viaggio ci hanno pensato i sistemi di controllo remoto delle targhe. Viaggiava diretto in Calabria ma senza alcuna assicurazione valida il carro funebre con a bordo la salma di Francesco Mazzei, il 38enne ucciso 2 settimane fa durante la sparatoria all'interno della LB Allia di Bagnoli di Sopra. Ottenuto via libera dalle autorità, iniziava il viaggio del corpo senza vita del 38enne di origine calabrese verso la sepoltura. A bloccarlo una pattuglia del reparto prevenzione crimine della polizia. Contestata l'infrazione, gli agenti hanno provveduto ad attivare una polizza d'emergenza e provvisoria per permettere almeno il trasporto pietoso della salma. Siamo allo sport, ci sono tutti gli ingredienti per una partita dura ma anche stimolante, a dirlo il coach De Raffaele in vista della partita contro Trento. L'Umana Reyer si prepara ad affrontare la seconda giornata di campionato di Serie A debuttando al Tagliercio contro Trento, quella stessa squadra che lo scorso anno si è contesa lo scudetto con gli Orogranata portandoli fino a gara 6 nella serie finale. Sarà una partita intensa con la squadra veneziana rinnovata. Arriva Trento che è una squadra che ha cambiato poco, anche se ha cambiato magari in ruoli importanti come il playmaker e il pivot, però ha mantenuto l'anima della squadra dello scorso anno con i vari Forrai, Gomes, Seals, Sutton, credo per avere un'identità precisa che l'ha portata a fare così bene lo scorso anno. Quindi una squadra comunque che ha tanta qualità, che cercherà di essere e sarà protagonista di questo campionato, e quindi ci sono tutti gli ingredienti affinché si preannunci una partita dura. Appuntamento domenica alle 12 al Palasport Tagliercio. La prima volta che torneremo
a giocare e a esibirci davanti al nostro pubblico dopo la fine del campionato scorso, quindi per noi già questo sarà motivo di dimostrarci con grande energia, grande entusiasmo, con la volontà di far sì che il pubblico si innamori anche di questo nuovo gruppo, perché abbiamo cambiato molto e questo è un gruppo nuovo. Siamo al termine, vi ricordo la nostra trasmissione 20:10 questa sera, si parlerà della mostra Le trame del Giorgione, ospite in studio Danila Dal Pos, curatrice della mostra. E questa era proprio l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Sarà una domenica all'insegna del bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto pressione in aumento con ampio soleggiamento. Vanno rilevate tuttavia nubi irregolari e sparse un po' su tutte le province, ma saranno del tutto innocue. Diamo uno sguardo alle temperature che risultano essere in lieve calo, le massime saranno comprese tra i 15 e i 21 gradi, minime tra 8 e 12 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui migliora il tempo, il cielo sarà soleggiato su gran parte dei settori salvo una diffusa e parziale nuvolosità. Temperature massime comprese tra i 17 e i 20 gradi, minime attese sui 10-12 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, addensamenti e qualche debole pioggia sulle Alpi di confine, ma ampio soleggiamento sul resto della regione. Temperature massime intorno ai 21-23 gradi, minime sui 9 gradi circa. Il mare sarà calmo, i venti da deboli a moderati e variabili. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.